Qual è la situazione dei dati per il mondo del lavoro che riguarda il nostro territorio, il Tigullio? Su una popolazione di 100, oltre 150.000 persone, sostanzialmente le persone attive che lavorano sono 74.000. Il cosiddetto tasso di occupazione è un tasso di occupazione che è ben al di sotto del 50%. Disoccupazione come va? Tra i 13 e i 14 mila disoccupati che ci sono qua sul nostro comprensorio, la percentuale dei disoccupati della disoccupazione giovanile si attesta intorno al 35%, quindi una disoccupazione alta. Quali sono i settori che trainano e quelli invece che soffrono? Ma diciamo che qua tra il 23 e il 25% della forza lavoro lavora ancora nella piccola e media industria, perché qui insomma soprattutto nell'entroterra abbiamo un tessuto che è forte. In questo momento c'è la situazione difficile per quello che riguarda l'Europa e anche l'Italia nel settore della produzione manifatturiera, soprattutto legata al mondo dell'auto, e quindi anche il nostro territorio ci sono parecchie aziende significative che lavorano con le imprese automobilistiche, ne risentono. Avremo, penso, in prospettiva futura anche dei periodi di cassa integrazione. Turismo? Soffre sostanzialmente la stagionalità da una parte e dall'altra anche purtroppo una situazione che noi segnaliamo da qualche anno di lavoratori sottopagati. Anche ultimamente c'è questa grossa occasione che sarebbe di far diventare il Tigullio parco nazionale a livello nazionale, sarebbe una grossa attrattiva, cioè si supererebbe anche la stagionalità. Però noto con un certo sconcerto che su questa possibilità di diventare il Tigullio, quindi non solo Portofino, parco nazionale, c'è una certa ritrosia da parte delle amministrazioni comunali e credo anche dei partiti politici, ma non riesco a capire perché.